Eccole le nuove maglie home del Benetton Rugby per la prossima stagione. È la splendida cornice del Teatro Mario del Monaco di Treviso ad ospitare la presentazione ufficiale della divisa dei Leoni. Un palcoscenico, è proprio il caso di dirlo, non scelto certo a caso. Il club infatti ha voluto rendere omaggio non solo al rugby, ma anche alla cultura, all'arte e alla storia della città. A fare da testimonial alcuni volti della squadra: Alessandro Izekor, Tommaso Menoncello e Lorenzo Cannone. Tradizione e innovazione sono gli elementi che caratterizzano le nuove maglie, nelle quali non possono mancare i colori dei leoni, il bianco e il verde, quelle righe che riportano al passato, ad una identità che resiste stagione dopo stagione, abbinando eleganza e performance in un design che guarda al futuro senza dimenticare le radici. Intanto continua la preparazione della squadra in vista dell'esordio in United Rugby Championship, previsto per sabato 27 settembre fuori casa contro il Connacht Rugby. Il primo test stagionale ha visto i Leoni conquistare la vittoria in trasferta contro gli Harlequins. Obviously, the result. You know, we wanted to start really well for the season, and we got the win. So I'm very pleased with the result. The second thing is you get to see so many young, really good players who came up and they showed up, performed really well, especially the outside backs as well. Il Benetton ora è atteso per la seconda e ultima amichevole precampionato, la prima gara davanti ai propri tifosi a Monigo contro i georgiani dei Black Lion. Obviously, Georgians rugby are, you know, they've been doing really well in the last few years. Very physical, from my understanding. I think it's going to be tough, you know, but we are looking forward to the game. Obviously, another opportunity for us to be better, to obviously work on what we've been working on in our preseason games as well. So, but yeah, it's going to be exciting. It's going to be obviously have our first one at home for our fans. So it's a lot to look forward to.